Una società grigentina vince il ricorso fatto dall'avvocato Guido Gueli di Raffadali tramite il Coricom Sicilia avverso la TIM per una fattura telefonica emessa ad un'azienda della nostra provincia. Questo in sintesi fatti: nel mese di maggio 2017 l'operatore telefonico recapitava alla società una fattura di euro 30.000 oltre l'IVA relativa al traffico dati asseritamente realizzato dall'utenza telefonica mobile intestata alla società nel periodo compreso tra il 17 dicembre 2016 e il 10 gennaio 2017, durante il quale il dipendente che aveva in uso l'utenza telefonica in questione si trovava all'estero, in un paese fuori dall'Unione Europea. La società contestava la fattura innanzi al Corecom Sicilia. Evidenziava in particolare che la Telecom Italia aveva violato la normativa europea e nazionale volta a contrastare il fenomeno del cosiddetto Billy Shock, vale a dire l'addebito all'utente di importi particolarmente elevati per consumi del tutto inconsapevoli, se non addirittura inesistenti. Le norme vigenti, infatti, obbligano l'operatore telefonico ad attivare sistemi di allerta efficaci che consentano all'utente di monitorare gratuitamente in tempo reale sia il volume di traffico man mano che lo stesso viene prodotto, sia soprattutto il relativo prezzo. L'operatore telefonico inoltre ha l'obbligo di far cessare il collegamento dati nel momento in cui l'utente esaurisce il credito. In tal caso la connessione potrà essere riattivata soltanto dopo che l'utente abbia espressamente manifestato il proprio consenso in tal senso. La società evidenziava altresì che anche i principi generali di lealtà, correttezza e buona fede obbligano l'operatore telefonico ogni qualvolta rilevi un consumo palesemente anomalo rispetto agli abituali consumi dell'utente ad adottare le misure precauzionali che si rendono necessarie per una sua tutela. Nel caso di specie, secondo l'avvocato Gueli, nulla di tutto ciò era avvenuto, non avendo l'utente ricevuto alcuna informazione o comunicazione da parte dell'operatore telefonico TIM. Il traffico dati registrato dall'operatore stesso era meramente apparente. All'arrivo del dipendente della società nel paese estero, infatti, il telefono cellulare si era connesso automaticamente alla rete dell'operatore telefonico estero, cui è rimasto collegato ininterrottamente sino al termine del soggiorno, tutto ciò a insaputa dello stesso utente. L'asserito traffico dati denominato roaming, evidenziato in fattura, quindi non corrispondeva ad effettive sessioni di traffico dati consapevolmente effettuate dallo stesso utente. La fondatezza di tale doglianza era confermata dai tabulati telefonici che la società aveva richiesto all'operatore. Dagli stessi, infatti, che registrano le effettive sessioni di traffico, emergeva che nel periodo in cui il dipendente della società si era trovato all'estero non vi era stato alcun traffico. Il Corecom Sicilia ha ritenuto quindi fondate sotto tutti i profili le contestazioni formulate dalla società per mezzo dell'avvocato Guido Gueli e quindi ha ordinato all'operatore telefonico di stornare l'importo della fattura, fatta salva altresì la possibilità per la società di ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenerne il risarcimento del danno.